L'operazione dei Carabinieri era stata messa a segno a giugno dello scorso anno e aveva messo in luce una presunta organizzazione dedita a compiere raggiri su noti siti web di acquisti online. Per tutti i coinvolti nell'inchiesta, denominata Pacchi.it, è stato disposto il rinvio a giudizio. Sono 7, tutti licatesi gli imputati che si presume siano i componenti della banda che avrebbe compiuto numerose truffe di ogni genere. In una occasione, venne reso noto dai Carabinieri in conferenza stampa in occasione dell'operazione, avrebbero tentato una truffa ai danni di un terremotato sopravvissuto al disastroso sisma di Amatrice, cercando di fargli acquistare una roulotte, in realtà fittizia, al prezzo di 1.500 euro. I raggiri online riusciti supererebbero la trentina. Il modus operandi, ricostruivano i Carabinieri durante la conferenza stampa, consisteva nel pubblicare foto di vetture anche non di proprietà, ma anche di animali domestici su siti di acquisti online, proponendo il tutto a prezzi vantaggiosi per attirare potenziali acquirenti. Per i contatti e i pagamenti sarebbero stati utilizzati numeri telefonici temporanei e carte prepagate. Una volta prelevata la caparra, le carte, secondo l'accusa, venivano distrutte e si perdevano le tracce dei rivenditori, senza che ovviamente nulla di quanto acquistato venisse realmente spedito. In questi giorni il GUP del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Gloria Andreoli, ha concluso l'udienza preliminare, disponendo l'approfondimento dibattimentale e il rinvio a giudizio per i 7 imputati. Nessuno dei loro legali difensori ha chiesto riti alternativi. Il processo inizierà il prossimo 22 ottobre di fronte ai giudici della prima sezione penale.